Tradizionale appuntamento per gli auguri del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, bilancio dell'anno che sta per chiudersi ed obiettivi per il 2018, la diretta da Venezia. Si infittiscono i misteri sulla scomparsa di Sofia Melnik, la 43enne ucraina scomparsa da Cornuda 40 giorni fa. Trovate tracce biologiche nell'auto che ora i carabinieri stanno analizzando. Sgomberati dalla Polizia Municipale di Venezia gli insediamenti abusivi a Forte Marghera, degrado e spaccio più volte segnalate anche dai cittadini. 8 persone arrestate ed un ingente quantitativo di droga sequestrata dai carabinieri di Padova. La banda gestiva lo spaccio nell'Alta Padovana, ingente il giro d'affari in vista delle festività. Blitz antidroga della polizia locale all'istituto Mafioli di Castelfranco. Alla vista degli agenti con le unità cinofile 2 studenti lanciano la marijuana dalla finestra. La Lamborghini della polizia in ospedale a Padova per un trapianto d'organo che era stato prelevato all'ospedale di Pisa grazie al bolide e recuperati minuti preziosi per salvare una vita. Capodanno 2018, Treviso ancora una volta alla prova del grande evento, messi in conto 40.000 euro in più per le misure di sicurezza, musica nelle piazze, fuochi dalla torre civica a mezzanotte. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione del nostro telegiornale. Apriamo subito con 2 notizie di cronaca appena arrivate in redazione. La prima arriva da Verona ed è quella di un grave incidente stradale che si è verificato a Parona, alle porte della città. In un incidente tra un'auto ed un pullman sono rimaste coinvolte 33 persone. Secondo una prima ricostruzione si tratta di uno scontro frontale tra l'auto ed un pullman della TV, l'azienda pubblica di trasporto urbano. 3 persone che viaggiavano sulla macchina sono state trasportate all'ospedale, una è in gravi condizioni. Si tratta del conducente che era alla guida del veicolo. I 30 passeggeri del bus sono rimasti illesi. Sul posto la polizia municipale per i rilievi, oltre ai carabinieri e i vigili del fuoco. E un altro grave incidente si è verificato a Chioggia in mattinata. Una donna di 55 anni è stata investita e uccisa da un muletto guidato da un uomo che stava uscendo dal mercato ittico di Chioggia. La signora era a piedi, soccorsa e portata in ospedale, è morta poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora note le generalità della signora sul posto. Per i rilievi i carabinieri appunto della compagnia di Chioggia. Ed ora andiamo a Venezia con la nostra diretta, perché l'avete sentito dai titoli in apertura. Appunto oggi è la giornata di bilancio e tradizionale appuntamento degli auguri per il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Colleghiamoci quindi subito in diretta da Palazzo Balbi, dove c'è la nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori. Come hai annunciato ci troviamo qui nella sede della Regione Veneto a Palazzo Balbi, dove come di consuetudine sono in corso proprio la tradizione, gli auguri del Presidente della Regione Luca Zaia, gli auguri natalizi e anche naturalmente di fine anno. Il Presidente sta parlando tuttora nella sala qui proprio accanto a dove siamo, e insieme a lui ovviamente tutti gli assessori regionali. Ha aperto il discorso di questo augurio del 2017 volendo ricordare tutti i veneti e le venete, ha detto. In particolare ha rivolto il suo pensiero alla giovane coppia di veneti che hanno perso la vita morti nell'incendio nell'appartamento del grattacielo in cui vivevano in Inghilterra, e poi ancora ha rivolto il suo pensiero a Luca Russo che ha perso la vita nell'attentato in Catalogna. Poi naturalmente tanti i punti di cui ha parlato il Presidente Luca Zaia. Ovviamente non ha potuto non parlare dell'importanza che c'è stata quest'anno per quanto riguarda il referendum per l'autonomia e il forte segnale che è stato dato dai veneti, dicendo che stanno lavorando ampiamente insieme al governo, che c'è un clima disteso e anche sereno e che sono 5 le competenze su cui attualmente
veramente stanno lavorando e vogliono insomma portare a casa risultati. Ancora ieri sera si è chiuso il bilancio che il Presidente Zaia ha definito un buon risultato, perché ha detto è stato davvero un anno proficuo questo per tutti noi, per il Veneto e per i veneti, perché il bilancio è stato chiuso con una contabilità unica nel suo genere. Naturalmente ha parlato anche di sanità, dicendo che non è vero che la sanità della Regione Veneto è stata declassata, ma che anzi la sanità della Regione Veneto è una buona sanità che funziona bene e che continua ad essere al primo posto. Poi ha citato anche le altre regioni, seconda la Toscana. Il Presidente sta ancora parlando nel suo tradizionale augurio, che però appunto ha voluto sottolineare, un augurio importante soprattutto che vuole fare ai veneti e al Veneto e a quanto hanno fatto in tutto quest'anno, e ha detto tutte le volte che sono stati capaci di stringere i denti ed arrivare ai loro risultati. Se non ci sono altre domande restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, buon lavoro naturalmente ai colleghi a Venezia. Noi proseguiamo con la cronaca, andiamo nel Trevigiano con il giallo di Cornuda, la vita misteriosa di questa donna, questa Sofia, 43 anni, ucraina, divisa fra 3 uomini, mentre appunto la sua scomparsa continua a rimanere avvolta dal mistero, e nelle ultime ore si è appreso che nell'auto della donna sono state trovate delle tracce biologiche, ora all'analisi dei carabinieri, ma sentiamo i dettagli. La vita di Sofia è divisa tra 3 uomini. Si è sbriciolata così con il passare dei giorni l'immagine della coppia felice senza problemi. La 43enne ucraina aveva, oltre al compagno Pascal che si è suicidato, 2 uomini, uno a Bologna, un 70enne geologo, ed un medico trevigiano del quale sembra si fosse innamorata. Un giallo che assume ancor più contorni inquietanti. A oltre un mese dalla scomparsa il caso rimane avvolto nel più fitto dei misteri. Intanto, sul fronte delle indagini, gli investigatori dei RIS hanno trovato dei reperti biologici nella macchina della 43enne, sia sulla tappezzeria dei sedili che sul cruscotto. Ora saranno gli esami su queste nuove tracce a dare qualche risposta e forse una nuova svolta a questo giallo. Non solo, ma saranno valutati anche degli oggetti trovati dagli inquirenti sempre all'interno della vettura che non apparterrebbero alla donna. Risultati che dovrebbero arrivare non prima di un mese, così come gli esiti dell'autopsia sul corpo di Pascal Albanese, 50 anni. Una matassa davvero difficile da sbrogliare. Gli investigatori, dopo aver scandagliato la vita di Sofia, ora stanno cercando di far luce anche sul flusso finanziario della coppia, a quanto pare piuttosto elevato per i lavori che effettivamente facevano. Ma l'attenzione rimane sui 3 uomini e sul possibile movente legato alla gelosia. Sofia, sempre secondo quanto ha detto alla trasmissione Chi l'ha visto, proprio uno dei 3 protagonisti, il 70enne di Bologna, voleva lasciare Pascal e lui e andare a vivere con il medico. La sera della sua scomparsa avrebbe dovuto vedersi proprio con lui, ma ricevette un SMS di disdetta. Cos'è accaduto? Il messaggio l'aveva davvero scritto Sofia? Un mistero nel mistero. I giorni passano, le loro vite sotto la lente di ingrandimento, ma della 43enne il nulla. Ed ora andiamo a Mestre, dove con un blitz della polizia locale sono stati sgomberati gli insediamenti abusivi di Forte Marghera. Sentiamo. Sì, buongiorno da Mestre, come hai detto bene tu, proseguono le operazioni di controllo del territorio degli agenti della Polizia Locale di Venezia. Ieri in campo le unità antidegrado del Servizio Sicurezza Urbana che hanno proceduto allo sgombero dell'area delle casette esterne del Forte Marghera, occupate da una ventina di persone di varie nazionalità, una delle quali un tunisino di 40 anni è stato sottoposto a fermo di identificazione perché trovato sprovvisto di documenti di identità. C'è da segnalare purtroppo anche un episodio di violenza contro le donne nei confronti di una cittadina romena trovata con gravissime tumefazioni al volto che si presumono essere conseguenza di un'aggressione subita in piena notte. La donna è stata portata al pronto soccorso per le cure del caso. Altissimo il livello di degrado nelle 2 strutture che sono state svuotate dall'immondizia sparsa ovunque. Medesima situazione di degrado è stata riscontrata in via Salettuol a Mestre, dove tossicodipendenti utilizzano una delle rampe di accesso ai garage condominiali per dormire al coperto e assumere sostanze. Sgomberata anche la rampa Troso, una ventina di giacigli in tutto, rimossi 2 autocarri di immondizie varie, tende, letti, mobili, divani e materiale per improvvisate cucine da campo. Da Mestre è tutto, a voi.
Grazie a Tiziana Bolognani per questi aggiornamenti in diretta telefonica da Mestre. Restiamo a Mestre perché ieri il ministro dell'Interno Marco Minniti è stato ospite in città per un vertice del Partito Democratico ed ha parlato di sicurezza, ma non solo. Sentiamo. Se poi guardiamo gli ultimi 5 mesi, gli arrivi nel nostro paese sono diminuiti di circa il 70%. Di circa il 70%. Tutto questo consente di poter dire con grande chiarezza che i fenomeni migratori possono essere affrontati e governati. Tutto questo ci consente anche di affrontare meglio il tema dell'accoglienza, il tema dell'integrazione. Dati alla mano, il ministro Minniti oggi a Mestre insieme ai vertici del PD locale ha evidenziato come il fenomeno migratorio negli ultimi mesi sia diminuito e come sia fondamentale separare i termini emergenza e immigrazione. Inevitabile poi fare il punto sulla sicurezza nel territorio, dove è fondamentale la collaborazione tra i sindaci che conoscono le peculiarità e il governo che grazie a loro può mettere in campo azioni mirate. Come si fa a garantire la sicurezza di un luogo? Noi possiamo avere la stessa politica di sicurezza da Venezia fino a Palermo? Possiamo pensare che io applico le stesse misure a Reggio Calabria come a Dolo? Assolutamente no. Noi dobbiamo pensare cioè all'un'idea in cui c'è una visione di carattere nazionale del modello di sicurezza. Questo spetta al Ministero dell'Interno, spetta al Ministro dell'Interno. Il Ministro dell'Interno è tecnicamente per legge riconosciuto come autorità nazionale di pubblica sicurezza. E tuttavia poi io devo applicare concretamente la sicurezza sul territorio. Faccio un esempio: se voglio applicare la sicurezza del territorio a Venezia, che è Laguna, devo pensarci a una cosa specificatamente orientata verso quella realtà. Il decreto che poi è passato come decreto Minniti, ma non vorrei che si chiamasse decreto Minniti, vorrei che si chiamasse decreto sulla sicurezza urbana, e cioè l'idea che per garantire la sicurezza di un territorio c'è bisogno di un'alleanza strategica tra lo Stato nazionale e i sindaci sul territorio. Ed ancora cronaca da Padova, 8 arresti e la scoperta di nuove rotte dello spaccio nell'Alta Padovana. Sull'ultima operazione dei Carabinieri di Padova ci aggiorna al telefono in diretta Filippo Fois. Buongiorno Filippo. Sì, buongiorno. Dunque i dettagli di questa importante operazione antispaccio dei Carabinieri sono stati appena resi noti in conferenza stampa nel comando provinciale dei Carabinieri di Padova. Dunque sono 8 le persone coinvolte per un fiorente spaccio di stupefacenti lungo la strada provinciale Contarina, quella che collega Padova a Cittadella. L'operazione è stata infatti condotta dalla stazione dei Carabinieri di Piazzola sul Brenta, ha portato, come si diceva, a provvedimenti restrittivi per 8 persone. Sono 7 albanesi più una donna di origine romena, tutti o quasi domiciliati a Padova. Le indagini avevano preso avvio il 15 marzo dell'anno scorso, quando erano stati fermati 2 trentenni a Piazzola sul Brenta che erano stati trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina. Da qui è partita l'indagine che ha ricostruito tutta, diciamo, la filiera di una fiorentissima attività di spaccio. C'erano 2 gruppi distinti che appunto si occupavano dello spaccio in zona, ma arrivavano clienti anche da Venezia e dalla provincia di Venezia e dalla provincia di Vicenza. Erano 2 distinti gruppi, uno addetto alla cocaina, l'altro all'eroina, ognuno con diversi compiti: chi procurava lo stupefacente, chi lo deteneva, chi infine lo spacciava. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati mezzo chilo di eroina e di cocaina più 14.000 euro. Naturalmente ulteriori dettagli su questa importante operazione dei Carabinieri della provincia di Padova nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie, noi proseguiamo con la cronaca perché c'è stato un blitz della polizia locale ieri mattina all'istituto alberghiero Maffioli di Castelfranco Veneto. Gli agenti sono entrati nella scuola e 2 studenti hanno gettato lo stupefacente dalla finestra. Sentiamo.
Irruzione della polizia locale nell'istituto alberghiero Maffioli di Castelfranco. Gli agenti con i cani antidroga sono entrati la mattina accogliendo di sorpresa gli studenti. A quel punto è scattata l'operazione. In una classe l'insegnante ha chiesto di chiudere le finestre, ma uno studente ha cercato di disfarsi del sacchetto con la marijuana che aveva nascosto nello zainetto. Il giovane ha deciso di lanciare l'involucro dalla finestra senza pensare che all'esterno c'erano altri agenti. Raccolta la droga, hanno individuato la finestra e poi sono entrati in aula. Il ragazzo ha subito ammesso di averla lanciata e ha chiesto di essere aiutato. L'operazione è poi continuata in altre classi. I ragazzi sono stati fatti tutti uscire, gli zainetti rimasti nei banchi sono stati ispezionati dai cani antidroga, in presenza ovviamente dei rappresentanti di classe. Anche un altro studente è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti nascoste dentro lo zaino, quantità comunque modiche per uso personale. I 2 giovani sono stati segnalati alla prefettura ed inizieranno un percorso di recupero. I controlli invece continueranno anche dopo le feste nei vari istituti. Ed ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, linea alla regia, a tra poco. E rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, ancora cronaca da Padova, 180 pannelli fotovoltaici rubati in una ditta di Monselice sono stati ritrovati in un camion nella bassa padovana. Il ritrovamento lungo la nuova strada regionale 10, 185 pannelli fotovoltaici stipati all'interno di un autocarro parcheggiato lungo la via. I carabinieri, insospettiti dal mezzo incustodito, hanno effettuato il controllo. Il camion, fermo da tempo, era stato segnalato anche da alcuni cittadini. Dalle indagini è emerso che i pannelli erano stati rubati da un capannone di proprietà della società agricola Berica in via Canevedo a Monselice. La refurtiva è stata sequestrata ed è stata restituita ai legittimi proprietari. Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente verificatosi questa notte poco dopo le 2 in viale Felicent a Treviso. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto è uscita autonomamente di strada ed ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso ed i sanitari del 118. Fortunatamente il conducente è riuscito ad uscire dalla vettura e non ha riportato conseguenze. Ha creato non poco stupore tra i pazienti dell'ospedale di Padova l'arrivo della Lamborghini della polizia. Sentite cosa è successo. Ha sfrecciato in autostrada per raggiungere Padova, l'occasione tra le più importanti, il trasporto di un organo. Ecco la Lamborghini della polizia al suo ingresso in ospedale a Padova. Qui il bolide modello Huracan è arrivato ieri pomeriggio per portare la speranza ad un paziente in attesa di trapianto. L'organo proveniva dall'ospedale di Cisanello di Pisa. La corsa salvavita ha permesso in tempi stretti l'operazione. L'organo è stato custodito in un comparto dedicato realizzato nel cofano anteriore della Lamborghini. Il preziosissimo carico è stato rapidamente poi trasportato al centro trapianti Patavino. Torniamo ora a Treviso per parlare del Capodanno, perché ieri è stato presentato il programma ufficiale della manifestazione in piazza che sarà all'insegna della sicurezza. Sentiamo. Barriere agli accessi delle piazze, controlli tra la gente, vie di fuga, Capodanno 2018 che replica gli eventi dell'anno scorso con un conto però più salato, 40.000 euro in più sul fronte sicurezza per rispettare le direttive del decreto Gabrielli. Verranno presi tutti i provvedimenti che la legge e il protocollo Gabrielli impone. L'organizzazione ha già previsto tutte le forme di controllo, tutte le forme di sicurezza che sono da mettere in atto, ma niente di più di quello che si faceva gli anni scorsi, magari con uno sguardo di attenzione maggiore. Misure concordate con questura e prefettura, città ancora una volta alla prova dell'evento di massa. La Cassugana l'invito a vivere con tranquillità e allegria l'ultimo dell'anno, in cui il centro si riempirà di musica. Piazza San Vito gli anni 60, alla loggia il ballo liscio e in Piazza dei Signori, in Piazzetta Aldo Moro, ci sarà DJ per i giovani. E dalla torre della prefettura il tradizionale spettacolo pirotecnico. I fuochi saranno accompagnati anche dalla musica e mi permetto anche di fare un invito, cioè venite in piazza a vedere lo spettacolo pirotecnico che dura il solito 20 minuti, quello che serve, e non sparate fuochi, botti in giro per le strade.
Torniamo ora a parlare di banche, ma una volta tanto in termini positivi, perché un recente studio di Milano Finanza mette ai primi posti nel Veneto i crediti cooperativi. È una grande responsabilità, però sono convinto insieme anche alle altre banche di credito cooperativo che il modello cooperativistico resiste ed è l'unico attualmente che riesce a sostenere in modo capillare. È la banca di credito cooperativo che è la vera banca del territorio. Se le recenti crisi e indagini giudiziarie hanno rivoluzionato il sistema bancario veneto, di fatto cancellandone i colossi, è forse lecito chiedersi cosa abbiano di fronte adesso i risparmiatori. Una prima risposta arriva da un'indagine di Milano Finanza, secondo la quale ai primi posti oggi in Veneto per solidità e stabilità finanziaria ci sono i crediti cooperativi, fra di essi Banca della Marca, ai vertici della classifica. Al di là dei risultati brillanti di Banca della Marca che ci rendono estremamente soddisfatti, testimonia anche lo stato di salute complessiva del credito cooperativo, che vede diverse BCC ai vertici di questa classifica, una classifica che fotografa appunto la solidità delle banche, solidità patrimoniale ma anche qualità degli attivi. È un dato che dà l'evidenza come le banche di credito cooperativo sanno essere diverse e differenti rispetto alle altre banche che sono radicate nel territorio, banche che fanno crescere il territorio e banche che investono sul territorio. È chiaro che essere presenti in questa classifica ai vertici non è solamente un dato meramente economico-patrimoniale, ma esprime quello che le banche di credito cooperativo riescono ad essere, la vicinanza e il sostegno in questo momento delicato. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio naturalmente per essere stati con noi, vi ricordo subito dopo il TG l'appuntamento quotidiano con ore 13 e questa sera dopo i notiziari l'approfondimento di 20:10 con ospiti in studio di Ferdinando Avarino, i due presidenti delle province di Treviso e di Belluno. Ora vi lascio al nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. A tutti un buon pomeriggio. Sarà una bella giornata all'insegna del tempo ancora stabile e per lo più soleggiato sulle nostre regioni grazie alla presenza dell'anticiclone. Vediamo il dettaglio del 22 dicembre. Sul Veneto foschie, nebbie e nubi basse al mattino sulle pianure centro-meridionali, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Sul resto della regione ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, minime tra -2 e 0 gradi. Spostiamoci ora a vedere come sarà il tempo sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità rispetto ai giorni scorsi, sarà un'altra bella giornata all'insegna del tempo stabile e anche ampiamente soleggiato su tutta la regione, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso come ci mostra la nostra grafica. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 10 gradi, valori minimi tra -1 e 1 grado. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. La presenza dell'alta pressione garantisce anche sulla nostra regione una giornata all'insegna di un tempo stabile e soleggiato. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, ma con locali addensamenti e deboli nevicate sui settori alpini di confine. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 9 gradi, minime tra -5 e -1 grado. Il mare sarà calmo sulle coste e poco mosso al largo, i venti deboli da nord-ovest sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci!